Fassa Verla, continua il momento non positivo del Fassa. I rossoverdi giocano una buona partita, ma non partono bene nel primo tempo e vengono dominati. Al 30esimo Porcu serve Bolzani che non riesce a calzare, poi lo stesso Porcu segna con una punizione da 25 metri al 43esimo. Allo scadere del primo tempo Zanotelli trova però il pareggio di testa. Nella ripresa il Verla prende campo e al 65esimo trova la rete del vantaggio con Stoffer da angolo. Il Fassa però, spinto anche dal tifo, cerca e trova il pareggio, con un gran tiro da fuori al 74esimo di Dallafior. Al 90esimo De Luca va vicino al gol ma non lo trova, termina 2-2. Fiemme Civezzano, vittoria preziosa all'ultimo respiro per il Fiemme. La partita è equilibrata con occasioni da ambe le parti. Nella prima metà di gioco Prati impegna Dell'Adio, mentre al Fiemme viene annullato un gol a Samuele Dell'Adio e va vicino al gol con De Francesco. Nella ripresa il Fiemme alza la pressione e crea molte occasioni, ma Tomasi trova la respinta di Xaro e la Forza colpisce la traversa. Il Civezzano invece trova un super Dell'Adio a chiudere la strada. L'incontro si risolve con una zampata da rapazza d'aria di La Forza su pregevole assistito Tomasi. Vittoria in extremis per il Fiemme per 1-0. Gardolo Telve, rimangono invece i padroni di casa dopo la vittoria nel big match. La partita è molto sentita, infatti le occasioni scarseggiano e prevale un possesso palla sterile per i gialloblu. Gli ospiti falliscono un rigore nel primo tempo, con Berlanda che para al tiro di Simone Agostini. Nella ripresa parte bene il Telve, ma poco dopo Marini inventa il vantaggio al 50esimo. Il Telve accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio con la traversa di Bertolini, ma poi in 10 trova il pareggio con Simone Agostini. Al 75esimo arriva il gol del vantaggio di Job su assist Mici, e poco dopo Diagne mette il sigillo sulla vittoria, finisce 3-1. La Rovere Calisio, vittoria di misura per i grigiorossi. La prestazione di entrambe le squadre piena di paura risente anche del campo pesante. Il Calisio prova a giocare ma fatica a creare, riuscendo però a impegnare il portiere in un paio di circostanze, specie con i calci da fermo di Seccato, mentre i locali godono di un paio di punizioni. Nella ripresa ci prova Baldessari ma il portiere non si fa trovare impreparato. All'80esimo il Calisio batte un angolo corto, il cross successivo di Pedrotte è sballato ma si infila sotto l'incrocio dei pali. Seccato cerca poi il raddoppio ma trova ancora Santorum, termina 0-1. Lona Lases Dolomitica, vittoria fondamentale per i locali in ottica salvezza. Gli ospiti però arrivano da un buon momento e vanno infatti in vantaggio al 10° con Luceri che insacca la respinta corta di Son. La Dolomitica continua nel forcing, ma Son salva 2 volte e poi Luceri colpisce la traversa. Nella ripresa riparte con un altro piglio la squadra di casa e al 48esimo Ciurletti serve Ivan Casagranda che di testa non sbaglia. Il binomio Ciurletti-Casagranda trova ancora il gol e al 55esimo il Lona passa in vantaggio. Nel finale la Dolomitica cerca il pareggio, ma Lona Lases trova la prima vittoria interna. Termina 2-1. Mattarello Aquila Trento, altra vittoria per gli Aquilotti. I rossoneri non appaiono mai in partita. Al 15esimo la difesa di casa stende Franzò in area e dal dischetto Bazzanella punisce. Passa un quarto di orologio che Bazzanella bissa grazie a un tiro a giro sul secondo palo. Allo scadere del primo tempo Brugnaro chiude la partita con una rete sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa la formazione ospite mantiene il possesso palla e si rende sempre pericolosa, trovando anche la quarta rete al 68esimo con Betti. Continua la marcia dell'Aquila che supera un Mattarello non nella miglior veste, finisce 0-4. Battaro Calceranica, i gialloverdi vincono il derby e rimangono al pari dell'andata. Il match è all'altezza delle aspettative con le due squadre che danno tutto. I padroni di casa aprono bene e trovano il gol con Osl, annullato per fuorigioco. Al 35esimo però il Calceranica trova il vantaggio su angolo con Simone Passamani. Nella ripresa il Battaro riparte determinato, trova il pareggio con Campriger al 55esimo. Al 67esimo il match si risolve, con Matteo Nicolussi e Paolaz che infila Nonai. Sul gol però da segnalare Moser che appare in offside e sembra impedire la visuale a Nonai. Perde quindi il Battaro il derby per 1-2. Thank you.